Buonasera a tutti voi, al commento della partita abbiamo Marco Tomba del Valdagno. Insomma, devo dire forse una partenza non tanto buona, siete stati proprio in un minuto 2 reti, forse non ve le aspettavate. No, beh, chiaramente penso che nessuno si aspetti di cominciare una partita così. Purtroppo ci ha condizionato un po' tutta la partita perché Sì. siamo stati costretti a rincorrere per tutta la partita e sono errori che non si possono fare. Però ora sinceramente non ci pensiamo perché ci sono ancora tante altre partite e ci concentriamo sulle prossime. No, ma anche perché avevo visto anche l'ultima con il Modena, aveva fatto una prestazione notevole, proprio è mancato proprio la concentrazione iniziale, mi è sembrato, insomma. Dopo però, dopo 5-6 minuti è venuto il gioco, quindi forse bisogna lavorare su questo punto. Sì, bisogna entrare in pista un po' più concentrati perché poi abbiamo ingranato, abbiamo cominciato a giocare, è stata secondo me una bella partita. Abbiamo fatto il nostro gioco e ce la siamo giocata fino alla fine, però purtroppo prendere 3 gol in 4 minuti dopo è difficile andare a riprenderla. No, infatti, comunque diciamo che la squadra, insomma, è la capoclassifica. Non è facile giocare proprio anche venire in casa loro, però diciamo che la prestazione anche nel secondo tempo vi siete dati da fare, le trame si sono viste. Vabbè, chiaramente venire a giocare a Braganza penso sia la partita più difficile in questo momento perché loro sono primi in classifica, non hanno mai perso, almeno in campionato. E per cui sì, noi siamo venuti qui a cercare di fare il nostro gioco, a cercare di fare la nostra partita, però purtroppo non è andata bene, ma continuiamo a lavorare per le prossime. Molto bene, allora un in bocca al lupo a voi per le prossime gare e un arrivederci a te. Grazie, buonasera a tutti. Salute, ciao.